Tragico pomeriggio sulle strade lungo la Treviso Mare, schianto frontale tra due auto, muore un 82enne, feriti gravemente la moglie e un 31enne, traffico paralizzato. A Caselle d'Altivole, altro incidente, è morta un'anziana di Valdobbiadene. Il caso dei pedaggi sulla superstrada pedemontana della regione, al momento arriva una doccia gelata, non ci sono ancora gli estremi per diminuirli, dovremo aspettare la fine dell'opera, i sindaci però non si danno per vinti. Attentato alla sede della Lega, ultima udienza in tribunale prima della sentenza, la difesa ha tentato di smontare l'impianto accusatorio, erano ordigni omicidiali, ribadisce invece la parte civile che chiede 50.000 euro di danni. A discutere a Preganziò lo sfratto dell'asilo nido in centro, decine le famiglie nel caos, si studia d'urgenza una soluzione alternativa. In piazza Santa Maria di Battuto il presidio del movimento LGBT e rete studenti medi per il tragico suicidio di Chloe Bianco, l'insegnante transgender che si è tolta la vita. Intanto il Ministero dell'Istruzione ha avviato un approfondimento sulla vicenda. Ruba un 22enne una bici elettrica da 1.300 euro, poi la mette in vendita online e fissa l'appuntamento, ma trova i carabinieri di Treviso, 40enne denunciato. Stamane a Treviso la cerimonia di riconsegna alla famiglia della piastrina di Ferruccio Trevisan, ritrovata 4 anni fa in Trentino. Belluno si prepara per la festa che domani vedrà almeno 5.000 persone in città, il raduno della storica brigata Cadore, un weekend all'insegna delle penne nere. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano la cronaca di un pomeriggio tragico lungo le strade, 2 tragedie, 2 incidenti mortali in poco più di un'ora. L'ultima tragedia è quella che è avvenuta a Caselle d'Altivole intorno alle 16:30, uno schianto frontale tra 2 auto, bilancio drammatico, una donna è morta, ferito il marito 90enne che guidava la macchina, trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. La vittima è Ida Falcade, 88enne di Valdobbiadene. Il grave incidente è avvenuto lungo via Piave all'altezza dello stabilimento della Ital Lux, a scontrarsi frontalmente le 2 auto, una Lancia Y su cui viaggiava la vittima insieme appunto al marito e una Audi condotta da un uomo che ha riportato invece lesioni lievi. Secondo una prima ricostruzione, a provocare l'incidente sarebbe stato un sorpasso azzardato di quest'ultimo veicolo. I coniugi, dicevamo, vivevano a Valdobbiadene. Sul posto per i rilievi di legge la polizia stradale di Castelfranco Veneto, i vigili del fuoco e il SUEM 118. E soltanto poco più di un'ora prima c'era stata un'altra tragedia, stavolta lungo la Treviso Mare, a perdere la vita in questo caso un 82enne veronese, la moglie molto grave, un 31enne trevigiano ferito e poi l'arteria stradale che è stata chiusa e questo ha paralizzato il traffico. Il silenzio lungo la Treviso Mare in un sabato pomeriggio è assordante. La strada chiusa al traffico, all'altezza di un distributore di benzina a Meolo, si è consumata l'ennesima tragedia. Lo schianto devastante, un'utilitaria è finita sopra il guardrail. In mezzo alla carreggiata, l'altra vettura, un Audi Q2 condotta da un giovane trevigiano. A terra il corpo senza vita dell'altro automobilista, un 82enne del Veronese. Viaggiava assieme alla moglie, portata con lei soccorso all'ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Ferito anche il 31enne, trasportato con l'ambulanza al nosocomio. Un bilancio drammatico di un sabato di giugno. Sul posto è arrivato in pochi istanti anche il sindaco di Meolo. Mi sono recato qui quando ho saputo del sinistro, ero qui in zona. Abbiamo in qualche modo gestito il traffico veicolare e purtroppo ho constatato il decesso di questa povera persona. Effettivamente adesso questo silenzio in questa strada, in questo giorno d'estate è una cosa veramente stravolgente. A perdere la vita Ferdinando Nardi, che stava tornando a casa con la moglie di 64 anni dopo una breve vacanza al mare. Davanti a loro l'auto con a bordo i nipotini ed i genitori che hanno assistito impotenti alla tragedia. Secondo una prima ricostruzione del grave incidente, la macchina del 31enne che proveniva da Treviso avrebbe invaso, per cause ancora in corso di accertamento, la corsia dell'utilitaria. Una strada questa pericolosa. Ancora a fine 2019 avevamo avanzato una richiesta e subito nulla ostata dall'ente gestore della strada Veneto Strade per l'installazione di un dispositivo per la misura della velocità fisso. Successivamente la pratica è andata in prefettura che ha seguito l'iter con l'aspetto tecnico seguito dalla polizia stradale che purtroppo ad oggi ancora non ha dato nessuna risposta. La Treviso Mare è stata chiusa al traffico da entrambe le direzioni. Sul posto SUEM 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri per i rilievi di legge.
Torneremo alla cronaca fra poco, parliamo di un'altra strada, non la Treviso Mare ma la superstrada pedemontana veneta, il caso dei pedaggi sulla pedemontana. Dalla regione al momento arriva una doccia gelata, non ci sono ancora gli estremi per abbassarli, per diminuirli, così come chiedono a gran voce i sindaci. Dovremo aspettare la fine dell'opera, sono le parole dell'assessore regionale De Berti, ma i primi cittadini non si danno per vinti. Ovviamente le tariffe restano ancora oggi alte, non è possibile fare ragionamenti di riduzione della tariffa in questo momento perché abbiamo deciso di aprire la pedemontana e di farla usufruire anche per abituare gli utenti alla sua esistenza, ovviamente far sapere che c'è, non è possibile finché non sarà e non si vedranno i flussi di traffico complessivi capire se vi è la necessità, se vi è la possibilità di poter abbassare le tariffe. Gela le aspettative di amministratori e imprese l'assessore ai trasporti Elisa De Berti, che spiega come al momento la proposta di ridurre i pedaggi sulla pedemontana non possa essere concretizzata, questione di sostenibilità dell'opera, ma i sindaci non si danno ancora per vinti. Sicuramente ci adopereremo affinché si abbia un occhio di riguardo per chi si vede comunque falcidiare il territorio da una colata di asfalto, ma attenzione, non sto dicendo che l'opera non andasse fatta, però magari una sorta di ristoro per i comuni interessati credo sia dovuta. Richieste comunque legittime, quelle dei primi cittadini, ammette De Berti, che fissa una soglia per il futuro quando l'intera opera sarà aperta. Sicuramente il numero del TGM giornaliero, che è il traffico giornaliero medio, è di 27.000 veicoli. Tutto ciò che passerà da pedemontana al di sopra dei 27.000 veicoli e quindi gli introiti maggiori potranno essere utilizzati per fare delle promozioni o comunque per individuare dei criteri per abbassare la tariffa. E resta fiducioso il sindaco di Montebelluna, attualmente comune capolinea. Io mi auguro che quando sarà collegata la pedemontana con la 27 un aumento del flusso, soprattutto per quanto riguarda il flusso commerciale, potrà poi riverberarsi in una riduzione di tariffa. Altro capitolo, quello delle opere compensative, è tornato alla ribalta dopo la diffida inviata dal comune di San Zenone alla regione perché venga convocata almeno una conferenza di servizi. Qui De Berti aggiunge un altro elemento sul perché non ci siano risorse per tutti gli interventi. La pedemontana è stata realizzata per oltre circa il 60% in trincea, questo ovviamente ha assorbito tutte quelle risorse che potevano essere messe a disposizione delle opere compensative, ma è stata una decisione credo anche legittima da parte del territorio. La cronaca giudiziaria, la vicenda dell'attentato al K3 dell'estate del 2018, la sede della Lega. Oggi ultima udienza in Tribunale Treviso prima della sentenza prevista per il 9 di luglio. La parola è nata alla difesa che ha tentato di smontare punto su punto l'impianto accusatorio. La parte civile invece ribadisce era un ordigno micidiale e ha chiesto 50.000 euro di danni. Non era né in aula né in collegamento dal carcere di Terni, dove si trova nella sezione alta sicurezza Antonio Sorroce Fernandez, l'anarchico spagnolo di 45 anni finito a processo per l'attentato al K3 di Fontane di Villorba, sede trevigiana della Lega, dell'agosto del 2018. L'udienza in un palazzo di giustizia blindatissimo dopo gli episodi della scorsa settimana con un gruppo di anarchici che ha occupato bloccandolo il PUT. Per Sorroce era presente l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha tentato di demolire l'intero impianto accusatorio partendo dalla prova regina, quella del DNA. Impercettibili, troppo esigue per la difesa le tracce repertate sul luogo della deflagrazione, i cui frammenti, che sarebbero riconducibili proprio a Sorroce, sono stati ritrovati sia nei cavi dei 2 esplosivi piazzati presso la sede provinciale leghista, sia nel filo d'inciampo che doveva funzionare da trappola e attivare il secondo ordigno, che secondo l'accusa era destinato a fare del male agli agenti di polizia. Non solo, l'avvocato di Sorroce ha chiesto anche che venga escluso il reato di attentato a fini terroristici, non avendo come destinatario lo Stato ma un partito, quindi un'associazione privata. E ancora, quell'ordigno aveva solo scopi intimidatori, impostazione che la parte civile già contesta. La micidialità, a nostro avviso, era ben evidente, l'ha evidenziata il perito, e ci siamo permessi di sottolineare come un filo sottile che voleva essere vagliato nella fattispecie separa i militanti che erano presenti, gli agenti che sono intervenuti,
da altre compiante figure del nostro ordinamento che ancora ci ricordiamo. Il fatto che non sia stato versato del sangue non significa che la condotta non fosse idonea e che la volontà non fosse tale. Parte civile che ha anche depositato in mattinata una richiesta risarcitoria di 50.000 euro in vista della pronuncia attesa il 9 luglio prossimo. Sorroce rischia una condanna in corte d'assise a oltre 28 anni di reclusione. Questa è la richiesta della pubblica accusa. A discutere a Preganziol lo sfratto dell'asilo nido in centro. Decine le famiglie nel caos si stanno studiando d'urgenza soluzioni alternative. Noi abbiamo avuto la richiesta da parte del proprietario di altri soggetti di facilitare alcuni incontri fra appunto degli attori che stanno valutando la possibilità di subentrare per dare continuità al servizio, non ovviamente subentrare nella società ma subentrare negli spazi. La conferma arriva direttamente dal sindaco Paolo Galeano. Si sta lavorando per garantire una continuità all'asilo nido Brum Brum dopo lo sfratto avvenuto nei giorni scorsi. Un fulmine a ciel sereno, l'espressione usata dallo stesso primo cittadino. Quanto successo ha mobilitato l'intera comunità preganziolese. È successo che giovedì mattina c'è stato uno sfratto esecutivo con la forza pubblica all'asilo Brum Brum, al nido privato Brum Brum di Preganziol. Così è stata una cosa assolutamente inaspettata anche da parte delle 33 famiglie che hanno i bambini all'asilo Brum Brum, che si sono ritrovati da un minuto all'altro a non sapere che fine fare, come gestire i propri figli. La questione, dicono tutti, è privata riguardando i rapporti tra la gestione dell'asilo e i proprietari dell'immobile, ma l'emergenza è generale. È di interesse pubblico perché i nidi privati, per loro funzione sul piano educativo e sociale, svolgono proprio una funzione di tipo pubblicistico, per questo ricevono dei contributi da Stato e Regione e quindi oggi il Comune di Preganziol si deve fare carico di questa emergenza. Abbiamo chiesto un incontro al sindaco, in realtà l'incontro è stato chiesto proprio dalle mamme perché vorrebbero una risposta dall'amministrazione. Sindaco e famiglie che si troveranno nella giornata di martedì per affrontare il nodo. L'opposizione dal canto suo rimette sul tavolo una proposta. Qualora non si riuscisse a garantire la prosecuzione del servizio, naturalmente l'amministrazione dovrebbe prendere in seria considerazione una manovra di bilancio o qualche altra alternativa. Noi tempo fa peraltro avevamo presentato una mozione per l'istituzione di un albo delle babysitter comunale, purtroppo c'è stata bocciata, oggi sarebbe stata estremamente utile. Pace, lavoro, giustizia. Oggi a Roma la CGIL è scesa in piazza per lanciare questo messaggio. C'erano ovviamente esponenti anche dal Veneto, 500 rappresentanti anche da Treviso. In migliaia hanno sfidato il caldo colorando Piazza del Popolo a Roma con le bandiere rosse per chiedere pace, lavoro, giustizia sociale e democrazia. Le parole d'ordine della manifestazione nazionale della CGIL, cui ha preso parte anche il Veneto. Oggi siamo qui in tanti per chiedere risposte da parte del governo. La situazione sociale è una situazione sempre più tesa, anche in Veneto precarietà, salari bassi sono una realtà che deve trovare immediatamente risposta con provvedimenti all'altezza della situazione e delle difficoltà. La manifestazione arriva a conclusione di un percorso di oltre 200 assemblee tenutesi sul territorio nazionale e che hanno visto il coinvolgimento di lavoratori, pensionati, studenti e associazioni, ha spiegato il sindacato, e contro la guerra in Ucraina. Bisogna dare priorità al mondo del lavoro. Caro bollette, costo della vita, inflazione sta impoverendo lavoratrici e lavoratori di questo paese e anche del nostro Veneto. Bisogna immediatamente invertire questa tendenza. Oltre a tutto questo, un tema trasversale importantissimo, prioritario, è che noi chiediamo pace. Basta guerra, è ora della diplomazia, bisogna interrompere il conflitto. Chiedo per questa opportunità di confronto con tutti voi. Chiudo ricordando ancora un pensiero personale, cioè la guerra. Sul palco si sono alternati gli interventi di delegate e delegati delle varie categorie, prima della chiusura del segretario generale Landini, che pochi giorni fa era in Veneto e ha incontrato anche i lavoratori del petrolchimico di Porto Marghera. Un altro presidio, ma di tutt'altro tenore, diverso anche l'argomento. Parliamo della vicenda di Chloe Bianco. Fra poco vedremo
sentiremo anche le parole del presidio in piazza Santa Maria dei Battuti. Intanto il Ministero dell'Istruzione ha avviato un approfondimento sul caso di Chloe Bianco, toltasi la vita una settimana fa. In particolare è stato spiegato, si stanno ricostruendo tutti i contorni della vicenda. Ricorderete, nel 2015 Chloe, l'anagrafe Luca Bianco, si presentò in classe in abiti femminili. Agli alunni chiese di essere chiamata Chloe e spiegò il motivo della scelta. Il padre di un alunno, l'abbiamo raccontato anche ieri, scrisse una lettera ad Elena Donazzan, assessore regionale all'istruzione. Il preside della scuola in cui insegnava, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni dell'epoca, si schierò a fianco della docente, ma le polemiche furono talmente forti che alla fine fu decisa una sospensione per 3 giorni dall'insegnamento e poi successivamente venne spostata a ruoli di segreteria, prima nell'Istituto Mattei di San Donà di Piave e poi in diverse scuole del Veneto. Fece ricorso, ma lo ricordiamo, perse la battaglia davanti al giudice del lavoro. Dunque un approfondimento ci sarà dal Ministero dell'Istruzione su questa vicenda e intanto, lo dicevamo, continuano i presidi in tutto il Veneto. Questa sera, un'ora e mezza fa circa, si è organizzato il presidio in piazza Santa Maria dei Battuti a Treviso. Lo sentiamo le parole di Marco Zabai e Rachele Scarpa. Perché questo momento che voi chiamate memoriale? Perché quello che è successo non può passare in silenzio. La morte di Chloe Bianco è stata un schiaffo in faccia al silenzio che purtroppo coinvolge troppo la vita delle persone transgenere e transessuali in questo paese e che richiama tutti quanti noi, non solo le istituzioni, a un senso di responsabilità e una presa in carico di quella che è una delle categorie sociali più discriminate in questo paese. Cosa ne pensa del fatto che molta gente si radunava quasi come per andare a vedere uno spettacolo quando passava Chloe? Perché purtroppo in questo paese viviamo ancora il diverso come qualcosa che fa spettacolo, quando in realtà è una parte integrante della società e tutti dovremmo avere il rispetto e la dignità di accettare tutti quanti per quello che sono. Qui vedo dei cartelli con la scritta Donazzan dimettiti, perché? La Donazzan ha delle responsabilità in questa vicenda di Chloe, anche se continua a far finta di no, perché è stata la Donazzan nel 2015 a usare tutto il suo potere mediatico e politico contro la scelta personale di questa professoressa di fare coming out, facendo passare non solo la scelta di presentarsi vestiti in abiti femminili come non normale, ma la stessa identità della professoressa come qualcosa di sbagliato, qualcosa di cui avere vergogna, qualcosa che non sarebbe dovuto esistere. Le sue idee transfobiche e i retaggi culturali a cui lei è tanto affezionata non rappresentano il mondo della scuola e sono i suoi studenti stessi a farglielo notare, e questo crea e fa parte di un clima culturale e politico che oggi fa troppe vittime ed è evidente ed è sotto gli occhi di tutti. Quindi secondo noi la Donazzan dovrebbe dimettersi per questo, perché canta Faccetta Nera liberamente e per moltissimi altri motivi. Secondo lei perché questa fine così orribile? Perché purtroppo, quando nella società l'unica alternativa alla dignità arrivi a pensare che passi per la morte, purtroppo queste cose non diventano assurde, diventano una scelta che passa per la testa delle persone. Noi dobbiamo lavorare perché questa sia cancellata appunto come opzione. Ci spostiamo nel Padovano per parlare del lutto cittadino che ci sarà martedì a Polverara. La comunità darà l'ultimo addio al pilota di elicotteri Corrado Levorin, morto con le 6 persone che aveva a bordo sull'Appennino e, lo ricordiamo, era diretto quel giorno a Resana. Lutto cittadino nella piccola comunità di Polverara che si prepara a dare l'addio martedì mattina alle 9 nella chiesa parrocchiale a Corrado Levorin, il giovane pilota di elicotteri vittima di un incidente in volo dopo essere precipitato con il suo Agusta Koala sul monte Cusna lungo il versante emiliano dell'Appennino. L'elicottero della Avio Helicopters di Thiene, che da giorni faceva la spola tra la Toscana, dove era in corso una fiera internazionale della carta e un'azienda di Resana, era scomparso dai radar il 9 giugno. Dopo 2 giorni di ricerche, il velivolo era stato rintracciato, tutti senza vita gli occupanti, Levorin e 6 manager, 4 turchi e 2 libanesi. Conosciuto e molto amato, Corrado Levorin lascia i genitori, attorno a cui si sta stringendo in questi giorni tutta la comunità.
Prima ha rubato a un 22enne la bici elettrica costosa che aveva lasciato in sosta in Viale della Repubblica, poi l'ha messa in vendita online. Una volta pattuito il compenso con l'ignaro cliente, ha dato appuntamento a questa persona, ma ad attenderlo ha trovato i carabinieri della compagnia di Treviso che nel frattempo, con una veloce indagine partita dalla denuncia del derubato, erano riusciti a individuare nella rete il modello rubato, ricostruendo tutti i passaggi. Per il ladro, un 40enne trevigiano, è scattata la denuncia per ricettazione, mentre la bicicletta del valore di circa 1.300 euro è stata restituita al proprietario. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in studio in diretta. Allora, nel prossimo servizio la cerimonia di riconsegna questa mattina a Treviso della piastrina di Ferruccio Trevisan, soldato del 55° Fanteria, ritrovato 4 anni fa in Trentino. Questa mostrina è stata sostanzialmente un nostro iscritto, Strappa Mirko, a ritrovarla in fase di ristrutturazione della casa, che poi ce l'ha consegnata per capire se effettivamente c'erano dei parenti e per conoscere la storia. Inizia così la storia di questa piastrina, oggi riconsegnata ai nipoti del soldato che l'aveva perduta, perché qui non c'è la storia di un caduto in guerra, ma di un trevigiano, Ferruccio Trevisan, classe 1915 di Santabona, che è sopravvissuto alla guerra. Cosa sia successo tra i boschi della Valsugana in Trentino in realtà non lo sa più nessuno. Fatto sta che Trevisan era lì con i commilitoni del 55° Fanteria della Brigata Marche. Siamo il 10 giugno del 1940 e l'Italia ha appena dichiarato guerra al fianco della Germania, iniziando un percorso di morte e distruzione oltre che di deportazioni. Cosa che accade anche al Fante trevigiano nel 1943, della quale raccontava sempre poco e con molta ritrosia. Mi diceva che faceva tanto freddo e che quando si mettevano a lavorare nei pali della luce la pelle delle mani si attaccava ai pali da quanto freddo era. Sono molte poche cose. Una cosa che mi diceva quando ero piccola, quando si lasciava là il mangiare nel piatto, era che noi non sapevamo cos'era la vera fame. Ecco perché quando, oltre 10 anni dopo la sua morte, gli alpini trentini hanno telefonato a casa Borsato, l'emozione è stata tanta. È stata una cosa incredula, anche perché mai avrei pensato nella mia vita che potesse accadere una cosa del genere. Sono cose molto rare queste. Ma la caparbietà della gente di montagna ha portato alla riconsegna di oggi, giunta dopo una ricerca di documenti e indirizzi e raccontata in questa piccola raccolta di immagini consegnata con la teca della piastrina alla famiglia. Con la medaglia d'onore che gli è stata data dal Presidente della Repubblica, e adesso troverò spazio a casa e la tengo in bella mostra perché è un pezzo di cuore. Cuore, ma anche testimonianza di una vicenda umana come tante, di quella generazione che gli alpini trentini hanno riportato alla luce e quelli trevigiani onorato alla memoria. Per non dimenticare vuol dire avere memoria di quello che siamo stati, e questo ci può permettere di perseguire un futuro, un presente e soprattutto un futuro migliore, anche alla luce di quello che sta succedendo. Il turismo, gli appuntamenti nell'area castellana, al via 100 Orizzonti Estate 2022, 13 appuntamenti in 9 comuni per degustare luoghi e paesaggi tra arte e cultura. Si parte da San Vito di Altivole. Arte, cultura e natura, con un tocco di sorpresa e meraviglia. Parole che raccontano il cuore del progetto 100 Orizzonti Estate 2022, un viaggio artistico, culturale tra i paesaggi di 9 comuni del territorio. 13 appuntamenti in luoghi preziosi e spesso poco conosciuti, pronti ad un nuovo sguardo, ma anche a un nuovo tempo. In ognuna di queste tappe potrete vivere non solo momenti di spettacolo, ma soprattutto momenti di scoperta del territorio, cammini, percorsi, momento di enogastronomia, visite guidate. Noi crediamo che il paesaggio sia come un giardino, se viene curato e vissuto sarà sempre il più bello di tutti. Paese, paesaggi, artefici e artefici, questo il tema della nuova edizione che si svolgerà dal 19 al 3 settembre. Gli artefici sono sicuramente gli artisti, ma sono sicuramente anche i luoghi, i momenti culturali, i soggetti che sostengono e soprattutto i comuni che si sono messi insieme per realizzare questo progetto culturale di territorio, formando una rete. Una rete di comuni con Asolo capofila, uniti in nome della cultura. Io penso che la cultura in una qualsiasi convivenza civile sia un aspetto fondamentale. La conoscenza, lo scambio, l'incontro, il confronto sono elementi che ci fanno crescere, ci fanno vivere meglio e sono insomma
la felicità, la gioia, insomma, di una comunità. E ad ogni comune un'unica esperienza culturale. Si parte il 19 giugno da San Vito di Altivole. Anche quest'anno abbiamo l'onore di ospitare la prima della rassegna estiva di 100 Orizzonti. Una prima assoluta tra note di flauto, cultura giapponese e storia del territorio. È una prima nazionale per cui Luca Scarlini si è inventato uno spettacolo che accompagna il Veneto al Giappone e non poteva non trovarsi nella cornice di Tomba Brion. Come sappiamo, Carlo Scarpa ha molto preso ispirazione sia dall'architettura che dalla filosofia giapponese nel progettare proprio Tomba Brion. Al Circolo della Vela di Mestre la prima prova in acqua per i pazienti dell'Oras di Motta di Livenza nel progetto Vela for All. In acqua è un'altra cosa. Ieri abbiamo fatto la prima prova e è andata bene e oggi è andata ancora meglio. Penso di continuare anche in futuro magari. Il sogno di Omar e di altri pazienti è diventato realtà. Dopo gli allenamenti sul simulatore e un mese di corso, finalmente la possibilità di solcare l'acqua con la partenza dal Circolo della Vela di Mestre. È l'approdo del progetto Vela for All, che ha visto uniti un'eccellenza della riabilitazione come l'Oras di Motta di Livenza e l'esperienza dell'associazione Lo Spirito di Stella. Queste barche permettono anche a chi ha delle difficoltà agli arti superiori di condurre autonomamente l'imbarcazione. In questo caso è più complicato partire dal circolo, dal mare, sarebbe opportuno partire da un ospedale, perché le competenze mediche e dei fisioterapisti sono più importanti di quelle dei velisti in questa fase. Ho trovato una enorme disponibilità da parte di tutta la struttura di Oras. Primo traguardo per 4 degli 8 pazienti reclutati per il progetto, esperienze importanti anche dal punto di vista clinico. Ci daranno anche un ritorno scientifico che non farà altro, a mio parere, che avvalorare che queste iniziative sono utili, sono assolutamente, direi, indispensabili per queste persone e soprattutto in un'ottica, sottolineo, come oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci chiede, di miglioramento della qualità di vita. Il supporto di un'equipe medica multidisciplinare completa e di tecnici di straordinario valore per dare nuove prospettive di vita ai pazienti in riabilitazione. Il mare è un ambiente libero e senza barriere, navigando puoi dimenticarti della sedia a rotelle, tornare a un grande senso di normalità. Per Omar, Paddy e gli altri, solo l'inizio dell'avventura. Io volevo ricontinuare questa roba perché a me piace l'acqua e con questa barca sì. Questo mi sembra veramente uno sport che può darti tanto. Allora, complimenti a questi ragazzi, adesso noi andiamo nel Bellunese. In primo piano parliamo di alpini perché è entrato nel vivo il fine settimana dedicato alla gloriosa Brigata Cadore, attese fino a 5.000 persone, oggi grandi emozioni in Piazza dei Martiri. Il momento più emozionante della giornata nel cuore della città, in una piazza dei martiri addobbata a festa, pronta a celebrare per l'intero fine settimana la gloriosa Brigata Alpina Cadore nel 25° anniversario del suo scioglimento. Un modo per ritrovarsi tra commilitoni ma anche per valorizzare un intero territorio. Non a caso per tutto il giorno alle celebrazioni ufficiali si sono alternate iniziative anche di promozione, protagonisti gli operatori soprattutto agricoli della montagna. Per noi è importante per valorizzare il nostro lavoro che è talmente difficile in montagna. Questa è una giornata veramente importante per noi. Al Parco Città di Bologna l'esposizione dei mezzi della Protezione Civile dell'ANA, punta di eccellenza delle penne nere bellunesi. In questo momento abbiamo uno schieramento di volontari che hanno messo in mostra in esposizione tutte le nostre attrezzature e tutte le nostre specialistiche per quanto riguarda
la sezione alpini di Belluno e anche i gruppi del Triveneto. Abbiamo messo a disposizione il volontariato per dimostrare la forza e le strutture che abbiamo disponibili per le varie emergenze. Emergenze che però hanno bisogno, per essere affrontate, di nuove risorse. Il futuro dovrà essere dei giovani, perché come si evince dalla statistica ci sono tanti volontari, ma soprattutto anziani, che hanno fatto la naia. Non essendoci più il servizio militare, cerchiamo di pescare fra i giovani, e questo, la dimostrazione di questa attrezzatura è proprio a favore di qualcuno che si voglia iscrivere. Il clou domani dalle 10.30 dal piazzale della Resistenza partirà la sfilata che percorrerà tra gli altri il Ponte degli Alpini. Immancabili le fanfare per un evento che potrebbe portare nel capoluogo 5.000 visitatori. Lo spopolamento della montagna è un trend, lo sappiamo, drammatico, ma ci sono segnali di fiducia come quello che arriva dalla conca dell'Alpago, così a Tambre, dove a parlare è il nuovo sindaco. Noi ci siamo accorti di moltissime persone che fanno richiesta di case in affitto o in vendita. Questo succede già da un paio d'anni, per cui è vero che la controtendenza allo spopolamento non la possiamo misurare in un range così stretto, però è vero che le richieste ci sono. Più che una percezione è ormai un fenomeno, quello del ritorno alla montagna. In questo caso siamo nel cuore dell'Alpago, a Tambre, dove Sara Bona, esperta nell'ambito dell'europrogettazione e formazione, è il nuovo sindaco. Battuto il temibile quorum, Bona passa in rassegna i motivi che portano nella conca, tra Lago e Cansiglio, nuovi residenti. Perché in montagna si vive bene, si può lavorare da remoto, perché comunque la fibra sta arrivando un po' dappertutto, per cui questo ci agevola, e la qualità della vita però è eccezionale, e soprattutto l'Alpago, per chi ha la fortuna di conoscerlo sa bene di che cosa parlo. Parlo di un ambiente dove c'è la foresta, la seconda più grande d'Italia, il lago di Santa Croce, una conca di monti delle Prealpi straordinari anche per la pratica dello sport. Attrarre abitanti quindi in un mondo che cambia e accorcia le distanze, questo uno degli obiettivi a medio raggio. Per cui veramente pensare magari di venire a lavorare o vivere a Tambre lavorando in smart working e poi aprire la porta di casa e uscire e liberare mente e spirito in questo ambiente naturale fantastico, penso che possa essere un potenziale veramente da valorizzare. Insomma, le sfide non mancano per i nuovi amministratori della montagna bellunese. Fiducia nonostante tutto, resta la parola d'ordine. Rinnovo il ringraziamento e poi dico guardiamo con fiducia, veramente con fiducia, alla rinascita della montagna, perché le potenzialità ci sono. Questo segnale di fiducia, ci fermiamo qui, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al meteo. È sempre l'alta pressione a determinare un tempo stabile e valori termici elevati, e dalla prossima settimana fiammata africana ancora più intensa. Vediamo il dettaglio intanto di domenica 19 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo, lo vedete, si presenterà sgombro da nubi, nessuna precipitazione e prosegue la siccità che ormai si configura eccezionale, sicuramente record per il periodo. Temperature poi roventi ben oltre la media stagionale, minime tra 16 e 22 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo tanto sole, cielo in prevalenza sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime sui 28-32 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui dominerà il sole, qualche nube di tipo alto ma innocua. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 33-34 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te.
La qualità e il risparmio, Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.